Una nuova disciplina sportiva approda all'Istituto Leonardo Sciascia. Viene presentata questa mattina. Come parte questo progetto? Parte dall'attenzione che la nostra scuola rivolge verso tutte le novità riguardanti la promozione dello sport e tutto quello che concorre alla formazione della cultura. Evidentemente non abbiamo potuto fare a meno che apprezzare la validità di questo progetto e farcene chiaramente promotori. Abbiamo avuto già una prima fase in cui abbiamo avuto un grande presenter che è Emilio Troiano, che ci ha fatto vedere delle cose bellissime che non sono attenzionate solo da noi, ma sono attenzionate anche da grandi club sportivi italiani, nonché da industrie di una certa rilevanza italiana nel mondo, delle eccellenze italiane, che ci vedono quindi già oggi, nella settimana scorsa, oggi e anche nel futuro protagonisti, perché abbiamo dei contatti di alternanza scuola e lavoro, in modo che i nostri ragazzi partecipi di questa importante attività oggi possano anche in futuro averne dei risvolti operativi. Qual è la particolarità di questa disciplina e cosa cambia rispetto al passato? In realtà è una riscoperta del movimento. Diciamo che negli ultimi 30 anni si era disabituati a un movimento globale del corpo, privilegiando un allenamento per il singolo muscolo. Con il funzionale invece viene riscoperto proprio il corpo nella sua tridimensionalità, nelle sue possibilità di movimento, quindi a 360 gradi, con un allenamento che coinvolge tutti i gruppi muscolari, non in isolamento, quindi con un lavoro globale e con particolare attenzione anche alla mobilità articolare, che è fondamentale soprattutto come presupposto di allenamento per le discipline sportive per evitare infortuni muscolari. Qual è il percorso che farete con i ragazzi dell'Istituto Leonardo Sciascia? Chiaramente questa sarà una introduzione a quello che è l'allenamento funzionale e quindi imposteremo un semplice allenamento, quindi composto dalla parte di warm up e poi il cool down finale, in cui promuoveremo sia tutta la parte di allenamento a corpo libero, a terra e con esercizi semplici.